Sura. La tua radio. Va ora in onda Pesca dalla rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno, eccoci qua, ben ritrovati con un'altra puntata di Pesca dalla rete. Io sono Luisella Pescatori e per voi, solo per voi, la pesca, voci e sorrisi di Radio Libertà. Mi raccomando, seguiteci sui nostri social, lasciateci i vostri commenti, i vostri feedback, diteci cosa vi piace della nostra trasmissione. Oggi sono qui con una nuova ospite che è tornata a trovarci, è la nostra Sara Colussi. Ben ritrovata, Sara, buongiorno, come Grazie. stai? Buongiorno a te, Luisella, e a tutti gli ascoltatori. Bene, benissimo. Mi fa Insomma, molto diciamo che piacere, mi fa molto. in attesa delle vacanze estive, insomma, qua passiamo da una vacanza all'altra. Eh sì. Allora, dunque, di cosa parleremo oggi? Parleremo di coaching, di empowerment femminile, di cosa parleremo? Raccontaci un po' di cosa parleremo. Ma sì, parleremo di coaching, di empowerment, Mm? parleremo anche di passioni, perché no, di profili personali, caratteriali, insomma, anche di qualche piccola curiosità. Eh sì, perché la nostra Sara è un'altra voce fiera di Rete al Femminile, un'altra voce fiera di una nuova prospettiva. Ci parlerà quindi oggi di segreti consigli di lavoro autonomo declinato al femminile. Ci racconterà quali sono i suoi ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Ci apposta la canzone Ricetta di donna, interpretata da Ornella Vanoni, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980, scritta dalla Vanoni stessa con Amerigo Paolo Cassella, Sergio Bartotti, Toto Savio e Michele Zarrillo. Ben ritrovata la nostra Sara Colussi. Ma facciamo ancora un saluto e un ringraziamento alla nostra Sveva che ci guida e ci conduce nella parte tecnica. Grazie Sveva, cuoricini per te. Allora, partiamo con questa intervista. Nome, Sara cognome, Colussi. professione. Allora, professione, io sono professional coach, mi occupo di coaching in ambito life, Mhm. business, e poi sono formatrice anche, e sono anche soft skill trainer. Allora, cosa fai e cosa non fai col tuo lavoro? Allora, cosa faccio? Aiuto le persone sostanzialmente. E cosa non faccio? Direi che non do soluzioni, non do risposte preconfezionate. Ecco, questo non lo Anche tu fai faccio. Aiuto parte le di... persone a trovare la loro risposta, però non partendo dal mio suggerimento. Ok, anche tu fai parte di Rete al Femminile e raccontaci un po' questa esperienza in rete. Da quanti anni sei in rete? Allora, sono in rete da 2 anni e devo dire che per me essere in rete al femminile è una cosa preziosa, perché credo, fortemente nel valore della connessione fra donne. Credo nella connessione in generale, però sicuramente, noi donne facciamo una rete che, oddio, definirei più fitta, non so Mm. perché. E quindi mi viene da pensare che è un po' generico, ma in assoluto la donna quando è insieme ad altre donne va più lontano. E dove pensi che vada la rete? O dove pensi che andrà la rete nei prossimi anni? Come si svilupperà secondo te? La rete al femminile o la rete in generale? Noi siamo parte di Rete al Femminile, quindi orgogliosamente parte di Rete al Femminile. Secondo te quale sarà lo sviluppo? Cioè, nel senso, la rete resterà sempre così o comunque dovrà crescere anche per come cresce e si modifica proprio tutto il mondo lavorativo? No, assolutamente. Secondo me la rete al femminile crescerà perché sicuramente è un luogo di scambio di idee, è un luogo di crescita e quindi è un luogo dove è rivoluzionario, ma soprattutto dove c'è lo spazio
per l'integrazione. Mh-mh. Quindi tutto ciò che viene integrato poi diventa parte della rete da Certo. cui poi si rigenererà magari un nuovo capitolo piuttosto che nuove forme di rete, quindi sicuramente la vedo un po' come un puzzle, no? O Mh-mh. come più che un puzzle, forse un mandala, e più fai un pezzettino, più si genera un altro disegno. Quindi ecco, immagino questo, Beh, assolutamente crescerà. bello, bello. Ti ringrazio per questa tua visione, speriamo che tu abbia Guardi, assolutamente ragione. Allora, qual è il potere appunto delle donne nel mondo del lavoro? L'abbiamo già in parte detto, ma insomma se magari ecco, nella tua esperienza, nel tuo lavoro di coach, sono molto più le donne probabilmente che fanno questo lavoro rispetto agli uomini, è vero? sì, secondo me sì, cioè nella mia esperienza assolutamente sì, io lavoro prevalentemente con le donne. Diciamo che, qual è il potere delle donne? Il potere delle donne, diversamente dagli uomini, è quello di ricostruirsi. La donna si mette tanto più in discussione, mentre l'uomo, adesso non per fare distinzioni, perché chiaramente è una generalizzazione, però la donna tante volte ha la forza di chiedersi dov'è e se le piace il posto in cui sta. Okay. E quindi questo, da un lato è un valore, perché comunque farsi una domanda è sempre un valore, perché apre un dubbio, un'opportunità. Dall'altro è anche un punto di discussione. E invece, tante volte magari l'uomo va più in scia all'abitudine, alla routine, quindi si ferma, forse, meno frequentemente a riflettere sulla sua posizione, se gli piace, se non gli Signori piace. uomini. No, vabbè. Va bene, senti, facciamo un po' di domande bizzarre. Hai un portafortuna sulla tua scrivania? E qual è? Allora sì, ho un portafortuna ed è un gufetto. Un gufetto sì, Sì, perché noi siamo abituati, voglio dire, a demonizzare la figura del gufo, no, dicendo che il gufo porta sfortuna, ma non è vero, soprattutto il gufo no, bianco. È un simbolo esatto, bellissimo di potere, anche esatto, di fortuna, insomma, di energia esatto, positiva, vero? esatto. Povero Poi il gufo è un gufo. animale notturno, Eh, è un animale esatto. notturno, vede perfettamente nella notte, si fida del suo istinto, è un animale silenzioso ma è potentissimo perché ha una forza, molto forte anche come struttura e quindi sì, e poi comunque è simbolo di fortuna. Sono delle cose, no, storicamente che noi interpretiamo in modo errato, tipo quando uno dice a un altro, soprattutto sugli animali, il gufo che è negativo invece in realtà è un simbolo molto bello e Esatto, molto positivo. Oppure dire in bocca al lupo uno dice crepi, no, non bisogna dire crepi il no, lupo, è viva il lupo, perché in bocca al lupo è un'immagine bellissima della lupa che salva i suoi piccoli e quindi è un eh augurio di sì perché felicità, di protezione e invece lo interpretiamo in modo errato, ma chissà perché. Chissà allora, dell'in bocca al lupo secondo me c'è come dire, un retaggio della storia di Cappuccetto Rosso e quindi sì, chiaramente in certo. bocca al lupo che ne so, per me ci si immagina il lupo di Cappuccetto Rosso e quindi chiaramente si Sì, ma se guarda dovessimo fare del retaggio, allora la lupa arriva prima del del esatto, lupo di arriva Capu molto prima. si capisce È perché? vero, No, in bocca al è lupo vero. tutti ti dicono crepi, ma no, povero lupo, Perché oh deve santa, crepare? santa polenta, senti lupetta del mio cuore, cosa Sì. volevi fare da piccola? Ah, da piccola volevo fare la psicologa. Davvero? Sì, 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 Beh, ma scusami, esatto. se non erro e se, un gufetto non mi ha raccontato una bugia, c'è qualcuno che sta studiando per diventare psicologa. Sì, è vero, è vero. Ma infatti devo dirti che questa cosa qui è come dire, nella mia vita la psicologia è un ciclo che non si era mai chiuso Mh. e quindi io all'inizio lo volevo fare, poi ho abbandonato questa strada, ma perché, diciamo che la vita mi ha portato a fare altre scelte. Ho lavorato in azienda 20 anni e poi mi sono riavvicinata a questo mondo che io non ho mai abbandonato, perché poi alla fine era la mia vocazione, Certo. era il mio Come studiare desiderio. da adulti, Mi soprattutto un sono percorso universitario. avvicinata sì, mi sono avvicinata al coaching e ho scoperto che era un di cui,
E allora alla fine ho detto: "No, ma questo ciclo qua forse non è da dimenticare, da chiudere". Scusa, perché abbiamo E secondo me un problema di audio, perché io non ti sento benissimo, forse tu non senti benissimo nemmeno me. Ti stavo chiedendo, ma com'è studiare da adulti o con che formula studi? Cioè fai dei corsi online o fai proprio presenza proprio in università? E com'è studiare da adulti? allora, io mi sono riscritta all'università per concludere il percorso che avevo iniziato. Studiare da adulti Mm. è difficilissimo, ma non tanto. Allora, per 2 ragioni. Primo, perché noi adulti abbiamo la mente piena di una serie di altri impegni. Quindi Mm. in questo momento io poi sono mamma, sono moglie, sono mamma e quindi sono libera professionista. E quindi oltre alla Sara studentessa, ancora studentessa, quindi impegnata in questa attività, ho una serie di altri cappelli da indossare nell'arco della mia vita. Sì. Quindi devo ritagliare gli spazi. E poi perché, che ne si dica, ma la nostra mente è come fosse un muscolo e quindi quando ci si allontana da questo tipo di allenamento, che è quello della memorizzazione, quella dell'attenzione, quella del focus sulle cose importanti, eccetera, alla fine alcune tecniche si disimparano, Servono. non si disimparano, però si disallenano. E Mm. quindi ricominciare tutta questa attività di organizzazione, memorizzazione, studio, attenzione, focalizzazione, sintesi, per me all'inizio è stato abbastanza difficile. Diciamo che ormai sono al Complimenti terzo comunque. anno, quindi Sai Alda? sono alla fine, quindi mi mancano 4 esami più la tesi e quindi direi che E insomma ce l'hai una fatta, buona complimenti, non caspita. ancora, non Ah ancora, non sì, dico in niente. bocca al lupo. Bene, viva il lupo! Fantastico. Senti, se tu potessi conversare con una rosa, cosa le diresti o cosa le chiederesti? Allora, alla rosa, chiederei, da che cosa la difendono le spine. Mh, Forse le chiederei questo, cioè, le spine, esattamente da cos'è che ti devono difendere? Perché è una parte della rosa che mi ha sempre molto incuriosito, perché difende da tutto ciò che la può attaccare dal basso, ma non la certo, difende da nulla che la può attaccare dall'alto. certo. E quindi è Poi tra parzialmente l'altro, se difesa. ci pensi, difende la parte rigida, la parte dura, perché è sul gambo, Esatto, non è sui petali che è la parte. esatto, Effettivamente è molto interessante questa esatto, lettura. Bello, mi piace, esatto. grazie. Senti, c'è una parola che manca nel tuo lavoro e se c'è, la vuoi inventare per i nostri radioascoltatori? Allora guarda, la parola che manca nel mio lavoro è una parola che esiste Ah, ed è okay. Oh, rassegnazione. per carità. Sì, Oh, sì, per carità. questa è una parola che manca nel mio lavoro, ma manca nella mia vita in generale, manca proprio nella mia mente. Perché, io credo che non ci si debba mai rassegnare. Perché credo nel cambiamento e credo nelle scelte e anche se a volte non si possono cambiare le cose, perché ci sono delle cose che purtroppo non si possono cambiare, però ciò che si può fare è cambiare il modo in cui noi le viviamo, che già quello trasforma alcuni scenari e quindi cambiando l'approccio lo scenario si cambia. Con la rassegnazione non si cambia nulla. Senti, Si ma subisce ciò che c'è. in una parola che è molto usata e abusata, resilienza, non c'è dentro un po' di rassegnazione secondo te? È un po' No, pilotata la domanda, perché io non amo neanche la parola resilienza, lo dico proprio, lo dichiaro proprio, non amo proprio la parola resilienza, perché ormai allo è stata, la usiamo in un'accezione positiva, ma insomma in realtà secondo me non è così positiva. Poi data poi proprio lo scenario attuale del mondo del lavoro, io parlo del mondo del lavoro ovviamente,
o Sì. delle relazioni, Allora insomma. guarda, la resilienza in realtà non è resistenza, perché, in alcune circostanze la resilienza si confonde con la resistenza. Sembra quasi che uno debba resistere al male e quindi debba sopportare sostanzialmente. Infatti, Quindi questo è l'errore che tante volte, può farci credere la resilienza un atto di sopportazione, mito. di Esatto, sopportazione. sopportazione, esatto. In realtà no, la resilienza è la capacità di assorbire la forza, in questo caso che si subisce, ma a cui si è soggetti, Mm? e si trasforma in forza. Quindi di fatto la resilienza è quella capacità di catturare la forza di cui si è soggetti A cui e si è farla sottoposti, diventare forza utile. sì, 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 sì. E È quindi come trasformare il veleno in medicina, in buona sostanza, esatto, dicevano i buddisti. esatto, esatto, esatto. Ed è una capacità preziosa, soprattutto nel lavoro, perché Mm. nel lavoro la sopportazione diventa chiaramente diventa un problema, diventa un atto Tossico, subito. diventa tossico, Esatto. E invece la resilienza è certo. trasformativa. Certo. Senti, ti ricordi una conta che facevi da bambina? Ah sì, la conta. Allora, io ho ora una bambina piccola in famiglia, quindi di conte ogni tanto me ne vengono fuori all'infinito. Allora, una che però facevo io, forse una delle più brevi è Amblimblone, buccia di limone, chicco di caffè, 1, 2, 3. Questa era la conta che facevo. Allora, fantastico perché io credo che nella cultura popolare, nei dialetti, in quello che era un po' il nostro passato, ci sia tanta bellezza che non bisogna dimenticarsi, perché noi arriviamo anche da quelle conte, da quei giochi che facevamo noi in cortile, adesso i bambini forse non lo fanno più, non lo so, ma non voglio fare la voce di quella che nel passato si stava meglio, eccetera, però oggettivamente il mondo è cambiato, no? E quindi tante cose purtroppo si sono anche perse, così come i dialetti, ad esempio, non in tutte le Esatto. regioni si parla e si è conservato il dialetto, questo sia nel nord sia nel sud, intendo dire, ci sono regioni che parlano il dialetto. A Milano, per esempio, non tanto perché si è un po' perso, ma questo un po' fa dispiacere, insomma. E quindi mi Sì, piace ogni tanto ricordare le conte che facevamo da bambini perché erano delle filastrocche molto, molto divertenti e molto carine. Quindi grazie perché certo. non me la ricordavo questa. Invece il gioco, dopo la conta, che gioco facevi da bambina? Allora, vabbè, dopo quando ero piccola, il gioco solitario che amavo fare era giocare alle bambole. Quindi Vedi? fare finta che era un gioco che a me piaceva moltissimo, perché con il Certo. gioco delle bambole mettevo in atto tutte quelle dinamiche, un po' da cui fuggivo, quindi le sgridate, eccetera, e un po', che desideravo, quindi il fatto di essere mamma, di fare la mamma delle bambole, di preparare insomma questa cosa qui era un gioco che a me piaceva fare. Piaceva Una cosa fare. particolare che chiaramente, io non mi ricordo, ma mi raccontano i miei, è che avevo diverse bambole e non so perché le chiamavo tutte Paola. Ma per me erano distinte, benché avessero lo stesso nome, io le distinguevo e quindi, questa cosa qui incuriosiva sempre i miei quando mi sentivano giocare. E E chi lo sa i tuoi perché. figli come li chiamati? Paola e no, Paolo, Paola, no. No, no, poi alla fine no, no, assolutamente. È un nome che poi si è perso nella mia vita. Però quando ero piccolina questa Paola, si vede che Quello che ti mi capisco, perché io li risuonava chiamavo tanto. tutti Andrea, i bambolotti. Ah, Ti ecco, capisco. vedi? Quindi vedi? È così, vabbè. Ma son carine Esatto, queste cose da ricordare, perché insomma sono esatto, cose. esatto. Son Va bene, invece la simpatiche. trasmissione che guardavi da bambina, oltre ovviamente Carosello sicuramente. Eh sì, esatto. Allora, io guardavo i cartoni animati, io mi ricordo una raffica di cartoni animati che guardavamo quando eravamo piccolini, adesso vabbè,
Io guardavo Heidi, guardavo Pelin Story, guardavo Lady Oscar, era quel periodo in cui c'erano tutti questi cartoni animati di queste, di queste bimbe, la maggior parte sfortunate, che nocciolavano la loro vita La fra risposte. intemperie, difficoltà. Storie abbastanza tese, in effetti, va bene. Esatto, Diciamo che ci hanno un po' esatto. forgiato poi, no? Esatto, esatto. Va Non so bene. perché c'erano tutti questi cartoni animati. Per i maschietti c'era l'uomo tigre, Esatto. c'era tutti quei cartoni dove se Sì, sì, menavano e vero, tutto. vero. E invece noi avevamo tutti questi cartoni animati di ste figlie Tragedie. tutte abbandonate, orfanotrofi. E questo. Senti, restando sempre nel passato, con la macchina del tempo, dove andresti e chi andresti a intervistare? Allora, guarda dove andrei. Adesso come adesso andrei, penso che andrei indietro fino agli anni '60 Mhm. e penso che vorrei parlare con donne rivoluzionarie, perché quella sicuramente è stata un'epoca, diciamo, rivoluzionaria e quindi forse andrei indietro a parlare con loro. E non hai magari paura che ti dicano qualcosa tipo, ma cosa avete combinato? Sì, oddio, diciamo che a tornare indietro bisogna farsi un bel bagno di umiltà, eh. Forse a Che mi abbiamo qualcuno direi, insegnato. ma per che cosa ci siamo Sì. battute? Esatto, e No, io sì, penso che mi assumerei la responsabilità dell'accusa. una domanda. Sì, non ti dico che le capirei, cioè una domanda del tipo per che cosa abbiamo lottato, la Sì, sarebbe capirei. interessante prendersi qualche schiaffone. Esatto, Sì. esatto, Va purtroppo. bene, va bene. Allora, uno scioglilingua nel tuo dialetto. Del mio dialetto. Allora, io sono metà veneta e metà milanese, io però Mhm. sono nata a Milano. Quindi, se mi viene in mente uno scioglilingua è il tacchi me tac, tacchi me ti me, no, tacchi me tac, Aspetta, tacchi te tico tac, tacchi aspetta. me ti me tac perché ti te tacchi tac. Tichet È tac così. tac tac mi tac mi tac 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 tic tac. È questo, giusto? Tichet tac tac. Tac mi tac. Mi tac tac tichet tac 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 tic tac. Ecco, era Più o questo. meno. La mia era una rivisitazione. Il tuo mi sa che è No, l'originale. vabbè, il mio è anche storpiato perché mi sono ovviamente presa una papera come sempre, ma fa niente. Però insomma, tu che attacchi tacchi, No, che attaccami scioglie lingua tacchi. scusa. Esatto, tu che attacchi tacchi, attaccami tacchi, io attaccare tacchi, a te che attacchi tacchi, che attacchi tacchi, attaccati titti tac. Va bene, Esatto, va quello. bene. Colore preferito? Verde salvia. Eccolo. Eccolo. Segno zodiacale, Scorpione. ascendente. Ascendente credo sia gemelli. Ah, dai, citazione preferita. Allora, citazione preferita ce ne sarebbero tante. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo di Gandhi. Bello, Questa è una bello. citazione, sì, che mi risuona e tante volte, quasi quasi Non è mi che da lui tanti anticipa. schiaffoni prenderemo, ma fa niente. Anche lì, vabbè. Vorrei dire, io non andrei a disturbare Gandhi perché secondo me schiaffoni proprio all'infinito a tutti quanti. Va bene, tre Però sostantivi e tre animali che ti definiscono. allora, i sostantivi forse ne avevamo già parlato l'ultima volta, potrebbero essere l'acqua, il faro e la radice e l'albero. Gli Bellissimo. animali, giusto per diversificare, direi il cavallo perché è selvatico ma è anche addomesticabile, il delfino perché è empatico e anche giocherellone, e poi il lupo perché è fedele al suo branco. In bocca al lupo. Esatto, Allora, neanche a farlo apposta. vedi, se tu fossi un Mm. supereroe tipo quelli della Marvel, eccetera, che superpotere avresti? Allora, i supereroi della Marvel sono tutti forza, potere, battaglia, eccetera.
e quindi non mi viene in mente un superpotere che potrei usare in battaglia. Allora, un superpotere che mi piacerebbe è quello di leggere i pensieri degli altri, ma non tanto per infilarmi nelle loro teste, Certo, per comprenderli. ma per dargli voce, cioè per aiutarli a dire ciò che loro non riescono a dire. Che, diciamo, declinato poi nel supereroe, potrebbe diventare anche uno strumento per, come dire, per combattere il nemico, perché anticiperai le mosse, quindi riuscire a captare qualche pensiero anche del cattivo, potrebbe non essere Giusto, brava, mi piace, mi piace. Senti, se tu potessi avere un amico immaginario, come lo vorresti? Cioè, vorresti, ad esempio, lo vorresti più somigliante a un drago o più somigliante a un unicorno? allora, lo vorrei somigliante a un drago. Mm. Primo perché ho guardato tutta la serie di Dragon e i draghi, questa storia della civiltà vichinga con i draghi mi è piaciuta molto. Mhm. Quindi, se volessi un drago lo vorrei come Furia Boia, per chi ha visto la serie. Mm. E perché il drago? Perché è buono, ogni drago ha un suo carattere e quindi il drago può essere buono, è buono, è magico e Mhm. però sa difendersi. E quindi nel caso di difficoltà il drago si difende. E quindi drago. Va La bene, risposta è drago. va bene. Senti, che tipo di viaggiatore sei? Allora, io credo che a me piace viaggiare e ho visto tanti posti. È In meglio. ogni posto cerco di ascoltare l'energia Mm. del posto che sto Mm. visitando. E quindi mi verrebbe da definirmi una viaggiatrice silenziosa, cioè quelle viaggiatrici che vanno nei luoghi e in silenzio e che ascoltano quello che c'è e guardano quello che c'è, quindi silenziosamente. Senti, invece qua ti dico, tira proprio fuori la tua voce, tira proprio fuori la Sara che sa aiutare le donne, no? E Sì. se ci fosse una donna che teme di non farcela, tu cosa le diresti? Temi di non farcela, non devi farcela per forza da sola. Mm. Cioè, ci sono dei momenti in cui sentiamo di non potercela fare e probabilmente in quel momento di solitudine potremmo anche non farcela. Mm. E quello è il momento di chiedere aiuto. Cioè, non è vero che ce la dobbiamo sempre fare, che dobbiamo tirare sempre la spada e andare contro il mondo con la spada Certo. sguainata. A volte questo diventa difficile, però possiamo farcela chiedendo il supporto di qualcuno, facendoci aiutare. Quindi ce la possiamo sempre fare, a volte non da sole. Senti, hai un sogno nel cassetto? Allora, guarda, Ehm, io, sì, diciamo che io da bambina volevo fare la psicologa in prima battuta, Mhm. poi c'è stato un periodo della mia vita in cui, mi sarebbe piaciuto diventare giornalista. Mm. Una parte quella ha trovato delle difficoltà e quindi o forse non era, così forte in me, però mi è rimasta questa cosa della scrittura, a me piace molto scrivere, quindi, mi è rimasta. Nel tempo quest'idea del giornalismo si è trasformata Mm. in un quasi quasi un po' un sogno ad occhi aperti. E quindi mi piacerebbe, per rispondere alla tua domanda, diventare una scrittrice, scrivere un libro, scrivere dei libri. Mi Ma di che piacerebbe cosa? fare questo. Libri di che cosa? Di che Allora, genere? mi piace la narrativa in generale. Mm. Mi piacerebbe scrivere un libro magari di narrativa, non di autoaiuto, però quelle storie che racchiudono in sé delle guide, non so come dire, quasi Mhm. un po', non dico guide spirituali, però quelle,
E Quindi cosa limita questo tuo sogno? allora adesso come adesso il tempo, ahimè, Okay. perché, sono dell'idea che per fare le cose fatte, diciamo, discretamente bene, bisogna comunque dedicargli almeno il Sì, no, la tempo che scrittura è molto impegnativa e richiede molto e tempo, quindi in questo certamente. momento ho, il tempo. Però sono lì nel cassetto, e Dai, quindi lì è nel un ciclo che cassetto. anche quello è un ciclo che non ho chiuso e Prima o poi lo quindi apriremo quel cassetto. esatto, Senti, noi esatto. abbiamo ancora 10 minuti per questa, bellissima intervista per la quale io proprio ti ringrazio, anche per essere tornata a trovarci. Ormai sei una quasi un ospite fissa della nostra trasmissione. Grazie, grazie a Senti, te. niente, immagina di dover lavorare senza internet per 1 settimana. Come ti organizzeresti? Cosa faresti? Dopodiché, siccome abbiamo 10 minuti, ti direi: parti poi subito già con i consigli che vuoi dare ai nostri radioascoltatori, poi se ci avanza altro tempo riprendiamo l'intervista. Parti però con questa domanda: immaginiamoci veramente di stare 1 settimana senza internet, senza niente. Come vivresti? Cosa faresti? Ma non ovviamente in un periodo di vacanza in cui sei in un'isola deserta, cioè da domani non hai internet, cosa fai? Allora guarda, diciamo che la mia attività, si divide, sostanzialmente in 2. Si divide con tutta l'attività legata al coaching e alla formazione, che adesso come tu sai cioè come tu sai, come un po' per tutti è successo, ha una parte sostanziale da remoto, come stiamo facendo noi adesso. E quindi di tutta questa Ci parte da definiscono remoto tanto i professionisti dell'online, ormai le partite IVA esatto, sono ai professionisti esatto. dell'online. E quindi io cercherei di mantenere in questa settimana tutti i miei impegni trasformandoli in attività in presenza. Quindi cercherei di lavorare sulla possibilità di trasformarli in momenti di presenza. Pensa che E bello, poi per contattare i clienti dovresti fare le telefonate, chiamarli, perché non hai esatto, internet, non hai WhatsApp. esatto. E questa è una cosa che devo dire che comunque, nonostante internet, io ogni tanto faccio, perché Mh. quel piacere lì della telefonata, del ciao come va, buongiorno come sta, a me piace. Poi di tutta questa parte, diciamo, quindi la trasformerei in presenza. E di tutta invece quella parte, oddio, che definirei social, Mh. che è quella che noi, diciamo, usiamo per tutta un'altra parte di attività, soprattutto il freelance, che chiaramente viviamo anche su quello. Io direi che, destinerei lo spazio che io di solito investo davanti al PC, uscirei e quindi andrei a fare quello che solitamente faccio sui social, lo andrei a fare di persona in giro come una matta. Mi fermerei, che ne so, a parlare con il vicino del vicino di coda in tangenziale, quindi tirerei giù il finestrino, magari gli farei una domanda, piuttosto che lascerei qualche caffè sospeso al bar per quello che viene dopo, senza che lui lo sappia. Ecco, probabilmente farei così per una settimana. Bello, mi piace, bello, interessante. Dovremmo ogni tanto proprio farlo, dovremmo stare senza i Sì, social, sì. dovremmo provare a fare come dici tu, andare proprio per strada e capire cosa ha valore di quello che facciamo sui social, perché io non credo che, a meno che uno sia un ristoratore o sia un blogger che si occupa di cibo, eccetera, che tutte le foto, tutti i contenuti che mettiamo sui social siano necessari ai social e a noi. E quindi No, credo no. che davvero se dovessimo focalizzarci sull'essenziale, probabilmente essenziale di quello del tempo di quello che facciamo e che buttiamo sui social, quindi tutto il rumore che aumentiamo, eccetera, e del nostro tempo potremmo forse fare qualcosa di diverso nel concreto e nel reale. Guarda, Chissà. mi fai venire in mente con questo discorso la legge di Pareto, che è quella legge che viene utilizzata in Certo, economia, che è sostanzialmente che il esatto. 20% È dell'attività l'80-20 di ti Certo. restituisce l'80% del Certo. guadagno. E secondo me questo proprio esprime perfettamente l'attività del social, nel senso che, è veramente solo il 20% di quello che noi facciamo, pubblichiamo, trasmettiamo, che ci restituisce poi, la maggior parte della nostra magari anche soddisfazione o dei risultati o del Sì, poi c'è tutta una fetta di insomma di professionisti che proprio ha fatto dei social il lavoro.
E quindi poi però dopo insomma bisognerebbe capire concretamente cosa c'è dietro a tanta manifestazione sui social, ecco, perché magari talvolta mi domando: ma tutti questi che sono sui social costantemente, come fanno a lavorare se stanno sempre sui social? Che è una domanda Ma molto io credo semplice, ma è anche molto concreta, perché non è che tutti no, dietro ma a ai social grandi media marketer, ecco. no, certo, diciamo che in grandi realtà, ma anche in realtà medie comunque non sono attività che vengono gestite dai singoli professionisti. Cara la mia cara Sara, adesso hai Sì. 4 minuti per darci i tuoi fantastici super consigli per i nostri radioascoltatori. Allora, i miei consigli. Allora, il mio consiglio, diciamo, il consiglio numero 1 potrebbe essere quello di non aspettare il momento giusto, perché se aspettiamo il momento giusto per fare le cose, il momento giusto, ahimè, rischia di Di non arrivare mai. sì, di non arrivare mai perché la perfezione, ahimè, come tutti sappiamo, non esiste. Un altro consiglio, cosa potrei dire? Fidati del tuo intuito. Ecco, quando ci troviamo nella posizione di non sapere da che parte dobbiamo girarci, Certo. forse quello che a volte manca è la fiducia in se stessi, quindi il fidarsi di quello che sentiamo veramente, perché a volte quello che sentiamo veramente è la E voce 2 più, minuti di tempo. più remota. Minuti. Ok, quindi terzo consiglio, oddio, il terzo consiglio è ehm, sii gentile con te stessa e non ti sii gentile con te stessa e Bello. quindi non ti sgridare davanti agli errori o davanti alle Mh. difficoltà o davanti a qualsiasi tipo di Ci dubbio, di piace. resistenza. Ci piace, ne Sì, siamo molto severe. questo. Senti, nella canzone Ricetta di donna che praticamente ho preso come sigla per trasmissione, qual è la frase che più ti piace? Allora, la frase che più mi piace è una delle frasi, diciamo, che fa parte forse del ritornello, che dice che, quelle vere, riferita alle donne, sono rare e non si comprano. Adoro tutto quel testo, adoro tutte le canzoni della Vanoni. Questa canzone in modo Esatto, particolare l'ho scelta apposta perché è puntualissima veramente, molto, molto, molto esatto, valida. Senti, 1 minuto, esatto. meno di 1 minuto per la tua ricetta di donna, velocissimamente, meno di 1 minuto, vai. Allora, la mia ricetta di donna è 3 cucchiai di coraggio, quello ma non deve esserci sempre. Una manciata di gentilezza, questo verso sé e verso gli altri, e la creatività, non ci fermiamo davanti al sono abituata a fare così, ecco, perché Allora, quello ci frega. ti devo fermare meno di 1 minuto per salutarti, ringraziarti, ringraziare la nostra sveva alla regia, ringraziare tutta la redazione di Radio Libertà, dirti arrivederci a presto e, in bocca al lupo per Grazie di tutto, tutto. Grazie a te. e grazie a te per questa opportunità fantastica. A prestissimo, A ciao. prestissimo. Ciao Luisella e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Arrivederci. Avete ascoltato Pesca dalla rete, le voci fiere di una nuova prospettiva.